Pensiero del giorno, martedì 8 aprile. Fare il primo passo verso l'altro. Un altro aspetto dell'arte di amare, forse il più impegnato di tutti, che ne mette alla prova l'autenticità e la purezza, richiede di essere i primi ad amare, prendendo sempre l'iniziativa, senza aspettare che sia l'altro a fare il primo passo. Questo modo di amare ci espone in prima persona, ma se vogliamo amare a immagine di Dio e sviluppare quella capacità di amare che Dio ha messo nel nostro cuore, dobbiamo fare come Lui, che non ha aspettato di essere amato da noi, ma ci ha mostrato fin dall'inizio e in mille modi che ci ama per primo, qualunque sia la nostra risposta. Siamo stati creati per essere dono gli uni per gli altri e ce ne rendiamo conto nel nostro essere mettendoci a rischio per i nostri fratelli con quell'amore che anticipa ogni gesto d'amore dell'altro. Chiara Lubich, L'arte di amare, editrice Cittanuova. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.